siamo a Corno di Rosazzo, a Villa Nachini Cabassi, esattamente nella sala del Fogolar. Perché in questa sala? Perché è qui che hanno avuto luogo le degustazioni, dalle quali poi è nata la guida Top Vini Friuli Venezia Giulia 2020, che sarà in edicola da giovedì, un progetto che vede la luce per la prima volta, un progetto che ha ambizione di crescere e di diventare un punto di riferimento nel settore appunto del quale stiamo parlando, un progetto che ha anche una bella storia, perché ci sono 3 aziende che si mettono insieme: Editoriale Top, Espressione Smart Communication e lo studio tecnico agrario Giovanni Cataruzzi, mettono assieme i loro saperi professionali diversi ma una unica passione, quella per l'eccellenza del territorio e per la valorizzazione del territorio stesso e delle sue peculiarità, in questo caso vitivinicole. Nicolò Gambarotto è presidente di Editoriale Top, allora lei chiedo insomma nel dettaglio di raccontarci come nasce questa guida e di darci insomma anche qualche indizio di come è organizzata e che cosa troveranno in sostanza i lettori in edicola. La voglia di raccontare un territorio che è l'eccellenza dei vini bianchi in particolare, ma anche dei vini rossi, perché abbiamo 2 aziende premiate per la qualità del prodotto che hanno messo in assaggio, legata a 3 aziende che hanno messo in comune le loro competenze, e cioè Espressione e lo studio tecnico Giovanni Cataruzzi, che ci ha dato l'opportunità in particolare di creare le commissioni d'assaggio, che sono state non poco complicate, tra l'altro in un anno difficile come questo del 2020. Da giovedì, come ha detto bene lei, in edicola, oltre a Top, che è la rivista mensile che noi produciamo già dal 2018, la guida dei vini del Friuli Venezia Giulia, per approcciarsi a un mondo che è fatto di tantissime cantine, di tantissime aziende, di famiglie che raccontano il valore della loro produzione e che noi abbiamo voluto inserire in questo documento tecnico e di qualità, che nasce appunto da tutto quello che è stata l'esperienza fatta in questi mesi qui a Villa Nachini, con gli assaggi e poi dopo con l'apporto di Smart Communication di Espressione, che ha impaginato e ha reso possibile la stampa di questo libro che troverete domani in edicola. 212 vini all'assaggio, 50 aziende che hanno partecipato, una cinquantina di aziende che hanno partecipato, anche una cinquantina tra enologi ed enotecnici, insomma, che sono stati coinvolti nel progetto, tra l'altro presidente di giuria, anche un volto noto insomma, del settore, del critico enogastronomico Daniele Cernilli, insomma parole chiave, valore, ma anche un'ottica internazionale, cioè è uno strumento per chi legge, uno strumento per le aziende. Assolutamente vero, è uno strumento per chi legge, è un approfondimento del mondo del vino che sappiamo che coinvolge tantissimi appassionati, ma è anche uno strumento tecnico per l'internazionalizzazione delle aziende e soprattutto anche di aziende piccole che normalmente non hanno un approccio facile con le guide del vino. Con questo strumento abbiamo voluto dare un approfondimento, abbiamo voluto creare un focus su questo territorio che fosse trasversale per tutti, a disposizione veramente di tutti. Grazie allora Nicolò Gambarotto, Tiziana Pitta e a Giovanni Cataruzzi. Giovedì